Sesta giornata nel campionato di eccellenza amici della Wisport per il girone A. Il comunale saraceno di Ravanusa ospita la sfida tra Canicattì e Agragas. La formazione di mister Pippo Romano, dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Geraci, torna tra le mura amiche, dove fino a questo momento ha fatto benissimo, ma c'è un avversario tostissimo quest'oggi. È l'Agragas di mister Corrado Mudolo, reduce dalla vittoria per 2-1 contro la San Cataldese. Vediamo il 4-3 disegnato dal tecnico biancorosso, con Prisco tra i pali, Cammareri e Tedesco sugli esterni in difesa, Di Mercurio e Ferotti al centro. Il numero 5 va a rilevare lo squalificato Maggio. Play a centrocampo come sempre Vittorio Caronia, ai suoi lati Marinali e Federico, in avanti Giovanni Dormina, Liezzi e Angelo Caronia. Arbitra la partita il signor Galiffi della sezione di Alghero, sui assistenti Tina di Siracusa e Di Paola di Catania. Partiamo col film del primo tempo, parte forte la formazione padrone di casa con questo tentativo dalla destra, deve rallentare però Liezzi, c'è la corrente Cammareri, il colpo di destra di Dormina, Paterniti è meraviglioso e riesce a deviarla prima che la palla possa oltrepassare la linea. Rivediamo a rallenti l'intervento dell'ex Città di Messina, che con la manovra riesce a far toccare il palo alla sfera. Si salva l'Agragas a inizio gara, prova a reagire con questo tentativo di affondo da parte di Treppiedi, ancora Treppiedi col destro, forse anche deviato tra le braccia di Prisco. Nuovamente in avanti il Canicattì, qui il pallone nel corridoio, Angelo Caronia trova il gol dell'1-0, ma è tutto annullato per un abbaglio incredibile tra arbitro e assistente. Ancora in avanti il Canicattì che prova a non demordere, qui ci prova col destro Federico, sfera solamente il palo di Paterniti, calcio di punizione dall'altra parte invece affidato al sinistro di Licata, il colpo di testa da parte di Bartolomeo Caronia, che però non riesce a trovare la via della rete. Si resta sullo 0-0 quando viene lanciato Gambino verso la porta. L'ex San Cataldese mastica un sinistro dalle braccia di Prisco. Finisce così un primo tempo avaro di emozioni. Può recriminare il Canicattì per un incredibile errore arbitrale che non vale fino a questo momento il gol del vantaggio. Partiamo col film del secondo tempo. Iniziamo come sempre col Canicattì in avanti, il pallone che finisce al limite dell'area, la conclusione viene deviata, ci ha provato ancora una volta Angelo Caronia. In avanti il Canicattì con la conclusione che viene deviata, preda di Federico. Paterniti in due tempi fa sua la sfera, continuano ad attaccare quelli di mister Pippo Romano, non c'è partita al comunale saraceno. Il pallone arriva a Federico, prova nuovamente col destro, non riesce però a inquadrare lo specchio, prova a essere più offensivo il Canicattì con l'ingresso in campo di Calabrese. Attenzione, il pallone in verticale, Caronia entra in area di rigore, cade così. Calcio di rigore per il Canicattì, incredibile, una seconda scelta più che dubbia in questo match. Per quanto riguarda il direttore di gara Galiffi, non ci crede l'estremo difensore Sebastiano Paterniti, che si lamenta nei confronti del direttore di gara. Parte Giovanni Dormina col pallonetto, lob morbido dell'attaccante bianco-rosso, è 1-0 Canicattì al minuto 84. 3 minuti più tardi però non si disunisce l'Agragas, ultimo assalto, il pallone dalla tre quarti viene toccato di testa da Gambino, arriva Biondo che trova il gol dell'1-1 ed è il gol dell'Agragas che trova il pareggio e mette il punto esclamativo sul match. Finirà così al comunale saraceno 1-1 tra Canicattì e Agragas. Un cordiale saluto e alla prossima.